Oggi vi parliamo di un amore lungo una vita. In pochi raggiungono questo traguardo. Sono le nozze di pietra, ossia 65 anni di matrimonio. A raggiungere questa importante meta, il 15 gennaio 2020, è la coppia di sposini formata da Antonio Crapanzano di 87 anni e Rosa Bennardo di 82. Antonio aveva 10 anni quando, mentre faceva il bagno al mare a Zingarello, conobbe la piccola Rosa di 5 anni assieme alla sua famiglia. Il giovane ragazzino non la dimenticò mai. 12 anni dopo, quando Rosa aveva 17 anni, Antonio, che di anni ne aveva 22, mandò un'ambasciata per chiederle di sposarsi. Si fidanzarono il 5 settembre 1954. Convolarono a nozze 4 mesi dopo, il 15 gennaio 1955, nella chiesa madre di Favara. A sposarli fu padre Minnella. Dal loro felice matrimonio sono nati 4 figli maschi, Giuseppe, Calogero, Vincenzo e Antonello, che con le rispettive mogli li hanno resi nonni e bisnonni di 26 nipoti e 5 pronipoti. Al raggiungimento del 50° di matrimonio, 15 anni fa, il 15 gennaio 2005, la coppia rinnovò le promesse nuziali nella stessa chiesa del loro matrimonio, la chiesa madre. 10 anni più tardi, lo step successivo fu festeggiare le nozze di diamante, 60 anni di matrimonio. Adesso, dopo altri 5 anni, per il signor Antonio e la signora Rosa è l'ora di brindare al nuovo grande e importante traguardo. Arrivano i 65 anni di matrimonio, le cosiddette nozze di pietra. A rinnovare la loro unione, mercoledì 15 gennaio alle ore 19, direttamente nella loro abitazione, frate Agostino. Il signor Antonio ci ha detto che, con l'aiuto di Dio, attende di festeggiare pure 70 anni di nozze. Alla coppia Crapanzano-Bennardo vanno gli auguri dei figli, delle nuore, dei nipoti, dei pronipoti e dello staff di Sicilia TV.